Amiche e amici del futsal, il più cordiale dei buon pomeriggi da Alessandro Cappellacci che vi parla dal Pala Tarquini. Qui di fronte Virtus Ciampino e Prato, incontro valevole per l'8ª giornata del girone B della Serie A2 femminile. Vediamo sulla palla Torrini, capitano classe 85 del Prato, ma si comincia, primo possesso Prato. Siamo Torrini, capitano e bandiera del Prato. Hanno anche una semifinale di Coppa Italia di Serie A2. Intanto c'è la conclusione che finisce abbondantemente al lato, troppo forte però per la corrente Verrelli. Tanto Muzzi recupera il pallone, duella, recupera tutto Pili, recupera a sua volta Felicetti dalla tre quarti, c'è il tiro e si sblocca l'incontro dopo 3 minuti e 11 secondi. Il tiro di punta che sorprende l'estremo difensore del Prato e porta avanti la Virtus Ciampino. Ora 3 in questa stagione. Ora Verrelli lascia verso Felicetti che mette sul secondo palo Segarelli, che in estate ha ritrovato Muzzi insieme sempre alla Virtus Roma, la massima serie, mentre prima la sfera. Ora Segarelli alza verso Pier Simoni che al volo si coordina, lancia fuori, la conclusione della sua terra, capisce tutto Segarelli che riparte, serve Pier Simoni verso Romeo, ancora Pier Simoni, ci ha messo una pezza Romeo ma il pallone comunque entra a siglare il 2-0 e Centola che a 6 minuti e 1 secondo porta sul 2-0 la sua Virtus. Centola, 8 stagioni per lei in giallo-rosso. Futsal, PMB e Lazio. Tanto Centola alza il pallone verso Segarelli. Pino con calma, in vantaggio per 2-0. Tanto lancio lungo, intercetta Salesi che porta il palla, salta Lioi, ancora giocatrice del Prato, ma sciupa tutto Bini, non riesce il pallone di ritorno. Champions League sempre per Sordi lì a Lisbona. Intanto c'è il tiro ribattuto, Rossi anche ex Florenzia. Ora Muzzi sul secondo palo per Verrelli, salva tutto Romeo, porta palla ancora la numero 3, esiste una carica, passaggio lungo, ci mette il piede Verrelli, ora Fuzzi la tocca verso Muzzi, si mette sul secondo palo di testa, palla alla porta, prova a girarsi, raddoppiata però, perde il pallone ma a sua volta la recupera Palabini che duella con Verrelli che sradica il pallone dai suoi piedi e scarica su Muzzi a sua volta. Segarelli, Verrelli, Segarelli ancora, ma è sul secondo palo, non arriva Muzzi, la marcatura di Torrini, scarica su Lucentini, a sua volta verso Verrelli, Verrelli su Lucentini che allarga per Felicetti, pallone che si alza troppo alto proprio Verrelli, non poteva arrivarci, si riparte, passaggio però sbagliato la sua terra, comunque ci arriva Salesi che è verso Luzzi. Ora Felicetti, passaggio sbagliato però recupera Salesi che tocca verso Grancia, ancora prova a liberarsi la conclusione e allontana Luzzi, poteva forse bloccare il pallone, Lucentini sa che è stato restituito il pallone al Prato. Ora Pili, pressata da Felicetti, Felicetti la tocca, poi prende Grancia, pallone che si alza, intanto Centola e si distende Romeo, la conclusione della capitana della Virtus Ciampino. Quanto sta che Luzzi blocca il pallone, quando si riparte Muzzi, passaggio verso Segarelli che verso Muzzi la sua terra, la tocca Romeo, Pier Simoni si libera della marcatura di Bini, Muzzi la mette al centro verso Segarelli, ancora su Muzzi e Romeo, Muzzi intanto su Pier Simoni, pallone alle stelle che tocca
questo momento c'è la sirena dell'intervallo. Virtus Ciampino avanti 2-0 con i gol di Felicetti e Centola. E si riparte con Furzi che tocca verso Felicetti. Felicetti verso Verrelli, casa a Luzzi. Luzzi lancia lungo, ma troppi secondi evidentemente. Tanto di tocco corto e c'è la rete di Salesi che a 1,28 accorcia le distanze. 2-1 qui alla Pala Tarquini. Intanto c'è il tiro di Centola, era intercetta Centola, ora Verrelli sulla tre quarti, Verrelli ancora, svirgola però manda fuori, riesce a farla scorrere verso Furzi. Furzi chiude l'1-2 con Felicetti, ancora Felicetti va sulla destra, Felicetti, Romeo in qualche modo. Virtus Ciampino invece terza a 2, intanto c'è il passaggio di Verrelli verso Centola che para Romeo sulla sinistra. Intanto c'è il tiro di Furzi da sotterra, finisce di poco fuori. Mette in gioco Pili. Grossi per Pili, recupera per Simoni ma a sua volta Bini. Pallone nei pressi di Durante che sigla il 2-2 a 7:17. 2-2 in rimonta delle ospiti. No, 8:27 dall'inizio del secondo tempo. 2-2 il punteggio. Tanto Torrini, Muzzi in qualche modo pasticcia lì la Virtus, chiude Salesi, ultimo uomo con rischio, mantiene però la sfera Torrini ora da fuori area. Pallone Lucentini, pallone di ritorno su Furzi, ora Felicetti di punta, ecco che serve in direzione di Torrini ma recupera tutto Verrelli, Verrelli sulla sinistra, Verrelli prova Felicetti, Verrelli, ancora Verrelli, la tocca su Furzi sulla destra verso Verrelli delle Toscane. Tanto Felicetti fuori verso Furzi, Furzi prova a liberarsi per il destro, spara alla porta, prova col mancino ma su Muzzi a sua volta. Muzzi verso Verrelli di testa, prolunga la traiettoria Durante, l'autrice del 2-2, tocca corto verso Pili, ancora Durante e piede Verrelli che riparte, ora Pier Simoni verso Verrelli, Verrelli ancora sulla destra, Verrelli ci mette una pezza, Grancia e scivola questo avvio di stagione, quindi 85. Tanto addomestica molto bene il pallone Grancia, scarica su Torrini che a sua volta su Grancia che intercetta questo pallone e manda fuori. Felicetti, tiro ribattuto ancora da Torrini, possesso Prato con Salesi, la tocca su Grancia, mantiene il pallone in gioco Felicetti, ancora Felicetti sulla tre quarti, tocca verso Verrelli, Verrelli da sotterra e si divora un gol Segarelli a 52 dalla fine. Muzzi, ancora Muzzi, allarga su Felicetti, a sua volta su Verrelli di testa, un secondo alla fine, scarica Centola, in questo momento c'è la sirena. Virtus Ciampino che incappa nel primo pareggio dopo una striscia di 6 vittorie consecutive. Prato invece dopo 2 vittorie ottiene questo punto, il settimo, terzo risultato utile consecutivo quindi. Ma rimanete con noi, proveremo a fermare una delle protagoniste di quest'oggi. Eccoci nell'intervista post gara, siamo con Alessio Marazzi, vice allenatore della Virtus Ciampino. Settimo risultato utile consecutivo, arrivato però un pareggio, una rimonta subita. Pensi sia un risultato giusto o credi sia mancato qualcosina oggi? Allora, sicuramente c'è mancato qualcosina rispetto alle altre partite, però non c'è da fare nessun dramma, le ragazze
sono consapevoli dei loro mezzi, siamo ancora al girone andata, c'è tanto da lavorare, tanto da migliorare. Oggi una prestazione nel primo tempo buona, nel secondo siamo calate un pochettino l'attenzione, le avversarie sono uscite fuori e hanno giustamente poi pareggiato. Però ecco, senza fare drammi, le ragazze sono più che motivate ad andare avanti nel lavoro che stanno facendo. Ecco, mi rilascio alle ultime parole, sono pur sempre 19 punti su 21 a disposizione, meglio di così si poteva forse fare poco. Sì, diciamo che meglio così, ecco, poteva arrivare oggi, anche oggi la settima vittoria, però ecco, durante la settimana le ragazze si impegnano tanto, seguono molto il mister, comunque sia è un gruppo nuovo, quindi non è neanche facile fare quello che hanno fatto loro, perché poi sono loro le prime attrici che scendono in campo, quindi ecco, testa bassa e pedalare, anche perché adesso arriva un mese importante con qualche scontro diretto e quindi c'è bisogno di lavorare e di concentrazione. Grazie Alessio. Grazie a voi. Dal Pala Tarquini è tutto, un saluto e alla prossima diretta di Calcio a 5 Live.